Brucia la protesta. In un'Italia in subbuglio, con ribellioni e scioperi da nord a sud, Veneto Stato domani si riunisce in un congresso storico a Vicenza. L'Italia è un malato terminale, dobbiamo renderci conto che è giunta l'ora di staccare la spina e di metterci per conto nostro. In questo modo non ci sarebbero riforme di questo tipo, non ci sarebbero aumenti dell'IVA, aumenti delle accise, si starebbe come in Svizzera, tanto per fare un esempio chiaro a tutti. Nel corso del congresso Veneto Stato lancia un referendum per l'indipendenza. Vogliamo raccogliere entro l'anno prossimo 1 milione di firme per l'indipendenza. È chiaro, non ha nessun valore legale. In Scozia stanno procedendo legalmente per separarsi dall'Inghilterra. Noi sappiamo che arriveremo a un risultato analogo in breve termine. Per ora facciamo una simulazione di referendum e siamo sicuri che raccoglieremo questo 1 milione di firme da presentare al Veneto per far vedere che la volontà è l'indipendenza. Una simulazione di referendum. Infatti, in realtà, il sondaggio non ha nessun valore legale. Perché sia efficace dovrebbe essere indetto dalla Regione Veneto. Il referendum per l'indipendenza lo deve lanciare il governo regionale in carica. Noi arriveremo ad essere in quella situazione, chiediamo a Zaia con grande forza che anticipi questo momento e ci dia la possibilità di essere finalmente liberi.